Oggi è mercoledì 30 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «30 giugno 2007. In Italia si gioca l'ultima schedina del Totip, il concorso di scommesse sulle corse di cavalli. Dopo quasi 60 anni si chiude con un bilancio di un equivalente di 2,8 miliardi di euro raccolti, 984 milioni di euro di vincite pagate, 750 milioni incassati dall'erario e 340 andati all'Unire, l'Unione Italiana Incremento Razze Equine, ente istituito nel 1932 per incentivare l'allevamento di puro sangue da competizione e tutelare i vari aspetti sociali e ambientali connessi con la cura del cavallo. Il Totip, il cui nome sta per totalizzatore ippico, nasce nel 1948. Il 30 maggio si gioca il primo pronostico. Il concorso è proposto all'Unire dalla SISAL, Sport Italia Società a Responsabilità Limitata, che opera nel settore del gioco, nata nel 1945 da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola. Espulso durante il fascismo dall'albo dei giornalisti perché ebreo, dopo la liberazione realizza il progetto a cui aveva pensato durante il suo esilio in Svizzera. Un concorso a premi legato al gioco del calcio, con il quale finanziare la ripresa dello sport e la ricostruzione degli stadi dopo la guerra. È così che nasce il Totocalcio. Il Totip replica per gli appassionati di ippica la formula già vista per il calcio. Si tratta di indovinare primo e secondo classificato di 6 corse fra i partecipanti, divisi in 3 gruppi, identificati rispettivamente con 1, 2 e X. Il concorso ha grande successo, tanto che inizia a sponsorizzare auto da corsa e viene utilizzato come veicolo per raccogliere i voti del pubblico per il Festival della canzone italiana di Sanremo. All'inizio degli anni 2000 l'avvento dei giochi moderni e delle scommesse online soppianta le non più attuali scommesse con la schedina, che restano però nell'immaginario collettivo, anche sotto forma di modi di dire, come il famoso darsi all'ippica, che sottintende la scarsa capacità dell'interlocutore di affrontare un tema per esortarlo a occuparsi di altro, utilizzato anche come slogan per il Totip. L'espressione risale al periodo fascista, quando il gerarca Achille Starace, nel 1931, invitò a darsi all'ippica, quindi a uno stile di vita meno intellettuale e più fascista, la platea di medici al cui convegno era arrivato con un'ora di ritardo, con loro disappunto, per non rinunciare alla sua cavalcata quotidiana.